Vieni. Un'immagine, una foto, un'immagine significativa di Rove Scala e in questo caso del suo sindaco Andrea Portinari, perché è vero o non è vero che, diciamo, la storia del vino affonda le sue radici a Rove Scala? Perché è vero, parliamo di reperti romani che sono stati trovati durante degli scavi, dei lavori nel territorio di Rove Scala. Invece nei tempi più recenti, ma per modo di dire facciamo riferimento al 1192, si tratta di una pergamena dove c'è un vero e proprio contratto fatto da un certo Conte Anselmo, che per estinguere un suo debito è riuscito, vendendo e fornendo per un certo periodo un certo quantitativo di vino. Voleva dire che aveva già un suo valore. Sì, Cioè, certo, era aveva già un suo valore. Perché al tempo dei Romani, diciamo, era un vino, diciamo, di qualità relativa, no? Sì. E invece dopo era vino pregiato. Sì. E questa bottiglia? Questa bottiglia è la testimonianza di quello che ti dicevo. Il documento di cui abbiamo parlato, la pergamena, è riportato parzialmente in questa etichetta. Certo, ecco qua, questa è la prova. Allora, l'immagine, la cartolina, Rove Scala, il sindaco, la bottiglia, il vino, la storia. E a proposito di storia, ciao Cristiano. Ciao Patrizio. Ecco, allora, lui è un viticoltore gerontofilo, nel senso che la tua vigna ha più di 100 anni? 109 anni. Ma non sarà troppo, ma dicono che la vigna va rinnovata, che la vigna nuova produce di più. Perché una vigna così antica? Perché produce un vino veramente eccellente, da un prodotto con le radici si inabissano nel terreno, passano attraverso questo legno vecchio e tutte queste sostanze arrivano poi all'uva e danno un prodotto veramente di altissima qualità. Il vitigno è croatina? Il vitigno è croatina, sì. Questo è un vitigno antico, per cui è proprio una vecchia bonarda di Rove Scala. Però ha 109 anni. Ha 109 anni. E produce di meno di una vite moderna. Allora perché? Perché noi siamo legati proprio anche a questo vigneto, perché i nostri bisnonni lo hanno piantato, ma soprattutto perché il prodotto che esce da questo vigneto è differente, in quanto la maggior parte della sostanza che arriva all'uva viene elaborata dal legno vecchio. Questo è un vecchio grappolo di bonarda. Ecco, posso una prova di carattere organolettico per raccontare, e qui questa è proprio. Prego. È l'uva che fa la bonarda. Questa è pruina, si chiama pruina cerosa, che avvolge l'acino e su questa pruina si attaccano i lieviti proprio di questo vigneto, di questo terreno, che poi vengono utilizzati per fermentare il mosto e produrre poi. Quindi roba buona. Roba buona, sì. Eravamo rimasti a gallina vecchia fa buon brodo, invece bisogna modificarlo. Legno vecchio fa buon vino. Va bene. Grazie Cristiano. Grazie a te. È stato molto interessante questo discorso, direi di, come dire, tecnico, enologico, ma anche molto filosofico. Grazie mille. Matteo qui fa l'agronomo. Matteo, allora però qui in Oltrepo non è che si fa soltanto il vino bonarda, se ne fanno tanti altri. Si fanno tanti vini, perché questo è un territorio proprio che nasce per la viticoltura. Per esempio si fa il Pinot Nero, il vitigno è internazionale, qui si fanno sia vini a base spumante che vini rossi con questo vitigno. Poi si fa la bonarda, come hai detto tu, ma si fa anche la Barbera, si fa il Riesling, si fa il Buttafuoco, si fa il Sangue di Giuda, che è un vino rosso, si fa il Moscato, quindi c'è una possibilità organolettica infinita. Cosa c'è qua di particolare? Beh, sicuramente ci sono i terreni e il clima adatto. Per esempio qui siamo lungo il 45° parallelo, quella linea accreditata di ospitare i maggiori luoghi della produzione vitivinicola mondiale. Ti faccio qualche esempio: Bordeaux, la Borgogna, il nostro Piemonte con il Barolo, qua dove siamo, ma anche il Tokai, e se andiamo nel Nuovo Mondo anche la Napa Valley in California, sono tutti sul 45° parallelo. Cosa significa il vino per l'Oltrepo? Ma il vino per l'Oltrepo significa tutto, è il suo sangue, è il suo DNA. È quasi obbligato l'Oltrepo a fare il vino perché gli viene così bene. Certo, deve imparare a mettere in rete, come dite voi, maggiormente questo prodotto con le altre offerte turistiche, sociali, eccetera, però qui il vino si faceva 2000 anni fa e sicuramente si farà ancora nel futuro, è la cosa che sanno fare meglio. Come faccio a parlare di vino senza averlo assaggiato? Ti porto in un'enoteca qua vicino e assaggiamo i due estremi, perché nel mezzo poi c'è tutto. Assaggiamo uno spumante metodo classico a base Pinot Nero e un vino rosso che si chiama Buttafuoco. Buttafuoco! Buonasera. Buonasera. Eccoci. Ciao Armando. Buonasera.
Allora, Cosa facciamo? Assaggiamo adesso? io devo assaggiare, ho parlato. Ne abbiamo parlato, adesso devo- assaggiamo. Armando, uno spumante oltrepò pavese metodo classico e un bel buttafuoco storico. Allora cominciamo subito con una bella bollicina dell'Oltrepò. Bene. 4500 ettari di pino nero. L'ha preso sotto anch'io, bene, sì. perché sennò si scalda. E posso bere o devo fare prima Dobbiamo le altre bere. cerimonie? No, noi non le facciamo. Ah, va bene, d'accordo. Sentiamo. Cosa mi dici? Zolfo, no. No. No, nel senso però è penetrante, è pungente. è pungente, acuto. Senti di nuovo questa freschezza, questa acidità. Sì. È così che deve essere. Dopo arrivano gli altri profumi. Come dire, è molto rinfrescante ed è molto corroborante, sembra quasi una che ti gasi dentro, in senso anche psicologico. Esatto. Vabbè, prima di ubriacarmi, fammi sentire l'altro. E qui ci sono quelle due uve che abbiamo visto in vigna, la croatina e il barbera. A volte ce n'è una terza, l'uva rara. Qui posso toccarlo sotto, vero? Qua possiamo, perché possiamo, anzi dobbiamo scaldarlo un po' per far uscire meglio i profumi e gli aromi di questo vino. Qua senti è più complesso il naso e non esce subito come lo spumante, no? Bisogna dargli un po' di tempo. Abbiamo la croatina, la barbera, l'uva rara e l'ughetta di cannetto. Cioè, questo qui ciocca. Lo Non so butta se il dice fuoco in bocca. tecnicamente. Però è come se mi avesse foderato di vellutino praticamente la bocca. Esatto, e scalda man mano che va giù, Sì. senti che sale. Si chiama buttafuoco. Butta il fuoco in bocca. E questo qua è il buttafuoco? È il buttafuoco storico. Nella vero. bottiglia col veliero. Cosa fanno quei signori là? Sono gli amici dell'Ordine della Pancetta con Cotenna e la confraternita del Batalava che ogni tanto vengono a trovarci a bere buttafuoco, salame di stradella e il miccone di stradella. Ah, beh, allora, no, aspetta un attimo. Batalava e miccone, cosa sono? Il Batalava è un agnolotto tipico delle nostre parti, che viene fatto a mano, è abbastanza grosso, talmente grosso che batte sul labbro quando lo mangi. Ah, è grosso, non sta in bocca e va di fuori. Esatto, Ho quindi ti capito. batte il labbro. E il miccone? Il miccone è il pane tipico di Ah, Stradella. certo, il miccone. Invece della michetta, come dicono a Milano, il miccone. Esatto, andiamo. Bene, adesso dovrei andare a Stradella. Spero che nonostante il tasso etilico che mi è cresciuto, ce la posso fare. Grazie mille. Arrivederci, ciao.